con le squadre che hanno vinto insieme a Casa dei Parlanti nelle sue tre annate, diciamo qui, migliori a Perticara. La prima squadra è quella del 2006-2007, una squadra epica. Allora partecipavamo al campionato, eravamo ancora nelle Marche, quindi nelle Marche, e siamo stati la prima squadra marchigiana a vincere un trofeo in Emilia Romagna. È il secondo trofeo che noi portiamo a casa, ma quella squadra è stata veramente epica. Quella è la squadra del 2006, del 2006-2007, e quindi la invitiamo qui a Passerella in campo. Piroli Mirko, Vai sempre avanti, vai avanti. Amadori Luigi, Bianchi Emiliano, Vai lì, ti metti a Passerella. Moretti Andrea, Perfetto. Rinaroli Matteo, Toni Mirko, Urbini Mauro, Antonelli Mirko, Berardi Claudio, Campana Luigi, Fabbri Cristian, Guerrini Gabriele, Mancini Luca, Paci Cristiano, Stefanini Cristian, Tarini Paolo, Guerra Lorenzo. Questa è una squadra epica, perché se raccontiamo quel campionato, la stranezza di quel campionato, partiamo con questi campioni, non riusciamo a ingranarne una. C'è il cambio del mister, quindi il mister lo chiamiamo immediatamente, ci vuole qui il mister Nevio Bernardini. Luca, posso? Con il cambio del mister la squadra cambia totalmente volto, cominciamo a vincere, siamo a un passo anche dalla vittoria del campionato, però quello che volevamo portare a casa era un'impresa epica in Coppa. Ed è stato così, quel famoso 3-1 a Faenza ce lo ricordiamo veramente tutti, 3-0, avete ragione, infatti è stato 3-0 con il primo gol di Rella, con 2 gol del nostro Bera, giusto? Quello che vorrei che raccontaste voi un attimo al volo è cosa vi ha portato a vincere la giornata che vi ha portato veramente a vincere quella Coppa. Me l'avevi raccontato tu dove era stato? No, quella Voltana. No, più che a Voltana è stato a Ravenna o a Voltana? Lo 0-0, ma a Voltana 3 ore di ritardo sull'arbitro, noi che eravamo. C'è 3 ore di ritardo di un arbitro, ma a Ravenna quel famoso 0-0 con Ama. Dopo adesso vado a ricordare cosa avevi combinato dopo 5-10 minuti. Però ragazzi, un applauso a questa squadra, se la merita perché ha portato a casa veramente un'impresa. Mister, cosa ti ricordi di quell'annata? Eravamo una squadra fortissima, potevamo battere molte squadre, quindi è stato un merito tutto loro, dai, per me è stato facile. Sì. Grande, bello. Posso, Luca, solo così, giustamente a dovere di cronaca, perché oltre ai calciatori e al mister vogliamo ricordare anche tutto lo staff tecnico, quindi l'allenatore l'abbiamo già presentato, Bernardini Nevio, il direttore sportivo era Rocchi Luciano, segretario Dallara Elios, tra i dirigenti Belloni Luca, Poggioli Marco, Marini Marco, presidente Gloria Franceschetti, vicepresidente Giuliano Belloni. Quindi un applauso anche a tutto lo staff, perché anche lo staff ha la sua importanza all'interno di un campionato e di uno spogliatoio. Benissimo, presentato questi grandi giocatori, arriva un'altra annata di quelle epiche, l'annata 2011-2012. Quello è stato un campionato, e qui c'è il mister, è stato un campionato che siamo partiti con la voglia di vincerlo, quindi già in estate sapevamo qual era il nostro obiettivo,
una squadra che andava e vinceva, infatti il campionato l'abbiamo portato a casa a mani basse, un po' di difficoltà verso la fine ma ce l'abbiamo fatta, giusto Cesare? Giusto mister? Era anche una squadra epica, quindi invitiamo qui la squadra 2011-2012. No, li presentiamo. Allora, Galli Angeli Augusto, Pedrini Francesco, Allo Juad. Arrivano, ti metti là. Pedrini Francesco, ok. Allo Juad. Pedro, vai lì. Botticelli Michael, Casali Mirko, Castiglio Antonio, Gabrielli Nicola, Cater Samir, Sacchetti Mirko, Sacchetti Alex, Fabio, Maggi Riccardo, Piliego Lorenzo. Sì, io nomino anche quelli che non ci sono ovviamente perché giustamente la squadra va nominata per intero. Approfitto, poi Luca ti lascio il microfono. Allenatore ancora una volta Bernabini Nevio, direttore sportivo Rocchi Luciano, segretario Dallara Elios, fra i preparatori Para Flavio e Polidori Cesare, massaggiatore Tornani Stefano e fra i dirigenti Otello Agostini, Enzo Belloni, Giuseppe Manenti, Marco Marini, Marco Pozzoli, addetto stampa Luca Belloni. Ce l'ho sempre io. Te ci sei sempre in mezzo. Ormai sono 20 anni. Presidente Gloria Franceschetti, vicepresidente Belloni Giuliano. Vincitrice. Giustamente, dopo Silvio Berlusconi ha detto che è il presidente più vincente d'Italia, ma anche la Gloria, quindi un applauso alla Gloria se lo merita. Sei la presidente più vincente. Allora, cosa riceviamo? Vanno o non vanno? Vado dall'allenatore, giustamente, cosa ti ricordi di quella stagione? È stata molto più dura. È stata molto più dura di questa? Sono state tutte dure, ma qui eravamo un po' tutti mercato, Sassina, Setticar. C'è voluto un spogliatoio. C'è voluto qualche problema. Qualche problema di spogliatoio non è male comunque. Ragazzi, un applauso se lo merita perché un campionato, ragazzi, portarlo a casa è sempre... Sono emozionato perché veramente qui c'è il massimo dell'impresa. Poi arriva il 2018-2019, dopo un progetto... questo abbiamo quello... Allora, dopo il 2018, dopo queste due annate arriva il 2018-2019 con un bellissimo progetto, portiamo a casa i playoff e quindi il Perticara ritorna in prima categoria da squadra vincente. Mi avvicino così rischiamo di non farlo. Allora, Balducci Alessandro che è il nostro capitano, Galli Angeli Augusto, Simonetti Davide, Belli Roberto, Biordi Federico, Dieng Modu, spero di averlo detto bene, Franceschetti Federico, Rinaldi Matteo, Ruscelli Claudio, Valdifiori Daniele, Averardi Mattia, Bartoletti Michael, che credo sia ancora in Australia, Cedrini Manuel, Cruciani Andrea, Manenti Elias, Dallara Samuele, Guidi Fabio, Para Federico, che oggi lo incontreremo poi nell'altra squadra, Piacenti Thomas, Rossi Nicolas, Stoppa Ruben,
vice allenatore Baldoni Iuri, DS Augusto Galli Angeli, con Dallara Elios che ricopriva anche il ruolo del segretario. Te sempre meglio, ok. Preparatori Casanova Luca, Franceschetti Massimo. Fra i dirigenti Agostini Otello, Belloni Giuliano, Belloni Enzo, Borghesi Giacomo. C'è Giacomo? C'è. E anche Stoppa Ruben che oltre a giocare faceva anche il dirigente. L'addetto stampa Luca Belloni, presidente Gloria Franceschetti. Okay. Spero che riesca a prendere anche qua. Parlo del mister di quell'annata, soprattutto di quelle delle tue annate. Tutto bellissimo, ci siamo divertiti tanto, sono già passati stati anni, sarà un piacere praticare ancora in prima categoria, come sono quell'anno. E niente, in bocca al lupo al Perticara per quest'anno, e volevo ringraziare di essere qui per fare un tributo al grande bomber Mirko Casadei Parlanti, giusto? E non ho nient'altro da dire, grazie mille. Gli ospiti che ci hanno dato disponibilità per questa grande serata, perché questa secondo me è una serata tutta in famiglia. Ci sono tante squadre che negli anni hanno vestito la maglia del Perticara, ma anche la squadra della Sampierana questa sera fa parte della nostra famiglia. Diciamo due cose sulla squadra della Sampierana. Ormai prossima ai 100 anni di esistenza, può vantare una lunga e gloriosa storia. La fondazione del club, fulcro calcistico e sportivo di San Piero in Bagno, del comune di Bagno di Romagna e delle vallate di Savio Evidente, risale infatti al lontano 1926. Lo potete mettere così, ragazzi, mettete così. Sì. Questa fila facciamo? Sì, non tutto passerà. Eccoli qua. Il sodalizio bianconero, spesso ai massimi livelli del dilettantismo con la prima squadra e il proprio ampio settore giovanile, ha saputo sempre affrontare diversi periodi nel suo lungo percorso, cavalcando con entusiasmo i migliori momenti e affrontando con coraggio le situazioni più difficili. Quindi un applauso ai ragazzi della Sampierana e invito il presidente Melini a raggiungerci qui accanto ai suoi ragazzi. Grazie veramente della vostra presenza, della vostra disponibilità. Grazie a voi per averci invitato, ed era un doveroso tributo a un sampierano doc come Rella Mirko Casadei Parlanti. D'accordissimo. Ho colto un po' di informazioni, ma è difficile perché la carriera è tanta. Però perdonate se farò qualche errore. Allora, si consacra nei campionati nazionali alla Sampierana, dove ha giocato per 16 stagioni in promozione, in Serie D, dove è stato cannoniere nel 90 e 91 ed in eccellenza. La chiamata del Rimini in Pro arriva quando ha 29 anni. Il ragazzo va in gol allo scadere di Rimini Cecina 3-0 e la settimana dopo è determinante a Lanciano, dove i bianconeri vincono 1-2 con un suo gol decisivo. Potrebbe essere la sua svolta, ma alla fine il Rimini è quarto e dopo 15 presenze ritorna nel limbo interregionale. Santa Sofia, Castel San Pietro, Bagno di Romagna, Perticara, Alfero, dove oltre a giocare farà anche l'allenatore. Lega la sua storia inesorabilmente a quella del Perticara, non solo per le 8 stagioni di militanza, ma perché con la maglia giallo-blu o granata ha segnato i gol numero 500 e 600 in carriera e ha firmato la vittoria nella finale di Coppa Emilia di seconda categoria, che ha permesso al Perticara, al termine della stagione 2006-2007, di conquistare il pass per la prima categoria. Accogliamo con un super applauso Mirko Casadei Parlanti Rella!
Tanto te la dovevi prendere. Mirko, vieni qua. Allora, una super carriera. La super carriera. Hai detto tutto te, hai detto. Ho detto tutto lei, io Tutta ho detto tutto Elisa. Perciò cosa posso dire? Niente, è stata una grande soddisfazione aver giocato anche in queste due società. Niente. Ascolta, una cosa che ce l'ho nel cuore. Ti ricordi il gol più bello che hai fatto? Ma adesso diciamo quello in Coppa a Faenza, il colpo di testa, sì. Quello più importante che ha sbloccato la partita. Io mi ricordo però di quella stagione 2011-2012 un gol stupendo che tu comunque trovate tutto su YouTube. Virtus Olimpia, no, Perticara Virtus Olimpia, hai fatto gol quasi da centrocampo. Pallonetto, sì. Te lo ricordi? Pallonetto da metà campo, sì, mi ricordo. Poi ne hai fatto un altro bellissimo l'anno dopo, purtroppo è un'annata sfortunata, però a Corpolò, anche lì da centrocampo. metà campo. Sì, perfetto, hai detto benissimo. Sono due gol. E poi ci ricordiamo sempre del campionato 2011-2012 un gol che hai fatto di culo Però non me lo ricordo. a Igea Marina. Io me lo ricordo molto bene però. Non me lo ricordo, però No, va bene lo stesso. più che di culo ha fatto un gol di testa, si è proprio tuffato un modello piscina. Vabbè, va bene anche così. No, ci ricordiamo dei gol stupendi, tuoi assolutamente. San Piero poi sicuramente si ricorderà dei gol ancora più belli, Presidente, giusto? Adesso poi tu lo conosci ancora meglio di noi. Quindi un grosso applauso a Mirko. Ecco la premiazione, le nostre ragazze Camilla e Denise, 639 volte rella. C'è un aneddoto bello di Rella del 500esimo gol. 500 gol in casa. Io mi ricordo quella giornata, ma la ricordo benissimo. Anch'io. Allora, il 500esimo gol Rella l'ha segnato con una costola inclinata, non so come avevi fatto, giusto? Perfetto, pienamente. Ho giocato con una costola inclinata e me lo ricordo benissimo. E hai fatto gol il 500esimo gol qui, che è per noi una goduria. Per noi è stato veramente un onore averti a Perticara. Io mi ricordo quando il primo giorno che tu sei venuto qui, hai detto io sono qui a Perticara per portarlo nella categoria che merita. Giusto? Giustissimo. Me lo ricordo bene, queste le tue parole. Bene. Ci sono Scusa. Ci sono ancora qui le nostre ragazze perché abbiamo una targa per il nostro Rella, il nostro gagliardetto, e prima di invitare il signor Melini, che anche lui ha un premio per il nostro Mirko, io ti voglio chiedere, intanto immortaliamo, ok, Mirko, io ti voglio chiedere una cosa. Spulciando in internet ho trovato tanti articoli, tante cose in cui tu hai detto anche cose simpatiche, ma ho una curiosità, te la voglio chiedere. Cioè, tu hai iniziato giocando in porta? Sì, ho cominciato come portiere. E poi? E poi dopo mi ero stufato di prendere i gol. È meglio cambiare ruolo. Per fortuna, diciamo, no? È stata una mossa azzeccata. E dici ancora, non so se in Italia sono quello che ha segnato più di tutti, ma è andata comunque bene. Ho un diario, un quaderno dove io segno tutti i miei gol, ogni tanto me li riguardo perché ho ancora da imparare. Sì, hai detto esattamente così. Non proprio tutti i ritagli, però una buona parte di ritagli che li custodisco proprio col cuore. E poi questa cosa che non potevamo non inserire. Tu dici, mi dai una mano Luca col microfono? Tu dici, passa per tutti, ma sta a noi trovarne sempre di più. Non siamo infiniti, so che a un certo punto si romperà la magia. Mi fermerò sempre più in panchina, dovrò darmi un po' di tregua, farò spazio ai giovani.
Giro la Romagna e le sue colline, i suoi colori. Cerco di far sì che ogni momento sia di quelli che vorrei rivivere continuamente. Arrivo al campo e tiro fuori dalla borsa solo quello che mi serve, anche gli anni. Uso solo quelli che mi servono, senza esagerare, ma ricordandomi che ci sono anche delle responsabilità. E anche quei momenti li vivo a pieno. Poi la gara, ma lì è facile. Ecco, credo che il trucco sia questo. Più vivi dentro, più ti lasci coinvolgere, più vuoi continuare a farlo. Allora, questo sembra quasi il riassunto della tua carriera. C'è stato un momento in cui hai maturato, che diciamo si stava per fermare tutto? Cioè, Mirko Casadei Parlanti smetterà di giocare. C'è stato un momento particolare in cui hai pensato a questa cosa? Ma ti dico la verità, non ci ho mai pensato, ho sempre continuato a impegnarmi senza mai pensare a questa cosa e poi dopo è venuto tutto così spontaneo, via, naturale. C'è una persona in particolare che vuoi ringraziare, che è stata determinante nella realizzazione della tua grandissima carriera? Ma io, diciamo... Oltre te stesso, perché ci hai messo del tuo. Sì, diciamo anche qualche allenatore, magari anche quando ero a San Piero, diciamo che calcisticamente mi hanno un po' anche sto Giorgio Triboli, il primo allenatore che ho avuto, a San Piero mi ha creato molto in quello che sono stato. Allora, io a nome di tutta l'associazione Calcio Perticara, a nome di tutta Perticara, ti ringraziamo, ti diciamo che siamo orgogliosi di te come calciatore, di te come uomo, nei confronti di tutti i compagni, dei giovani, dei tifosi, di tutti quanti, perché sei stato veramente un esempio e mi sento di coinvolgere anche i nostri ragazzi che sono giovanissimi e quindi avercene Dirella. Chiamiamo il presidente Melini. Intanto consegno una targa come Sampierana con ovviamente i 16 anni e i tanti gol fatti con la maglia bianconera, quindi è un doveroso piccolo omaggio dovuto. Ricordo, era l'anno 86, era l'anno 86-87 quando Rella è arrivato a San Piero, portato su dall'allenatore Mario Mazzotti, campionato di prima categoria, se non ricordo male. Arrivammo secondi perdendo l'ultima partita a Borello in una roccambolesca sconfitta che ci costò il campionato, però insomma Rella da quel giorno da San Piero non è più andato via, ha trovato tutto, credo, ha trovato anche la gloria calcistica che lo ha portato a essere capocannoniere in interregionale nell'annata 90-91 con 19 gol. Il calciofilo a 12 gol si fermò Swatch, che poi ha fatto una buonissima carriera in Serie B per poi dire altri giocatori frutti del Rovereto, insomma quell'anno lì Rella pur in una squadra che poi retrocesse. Ricordiamo che era anche l'anno più sfigato che ebbe la Sampierana nella sua prima apparizione in Serie D, poiché vi erano 6 retrocessioni quell'anno. La Sampierana arrivò quart'ultima, Rella fece 19 gol, però ovviamente non riuscirono a salvarci, però insomma lui fece di gran parte la sua figura. Quindi grazie a Rella per quello che hai fatto a San Piero, per quello che hai fatto nel calcio, e credo stamattina su Facebook gli ho reso onore al più grande bomber della storia dilettantistica calcistica romagnola. Credo che sia doveroso. Grazie. Grazie. Allora direi che siamo arrivati al momento clou della serata. Buon divertimento, ragazzi, fateci divertire. Buon calcio a tutti.